A tutti e soprattutto buon Natale da Campanaro 67. Buon Natale veramente sereno e di speranza. Eccomi oggi di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta qui a Tortoreto Lido. Siamo in Abruzzo, in provincia di Teramo. E in questa chiesa non c'è il campanile. Perché non c'è il campanile? Perché le campane, 3 bellissime campane, sono poste su un piedistallo. Eccole qua. Sono 3 belle capanne e adesso andremo a vederle una per una. Sono state fuse nel 1984. Adesso le vedremo una a una. Terza campana. La terza campana si chiama la Giuseppina. La Giuseppina. E riporta la scritta: a San Nicola, patrono anche della parrocchia Sacro Cuore, canterò per sempre la gloria del Signore per i lavoratori dell'industria e del mare. Ora vediamo la parte dietro. Dietro riporta scritto: a San Giuseppe lavoratore falegname, patrono degli artigiani, dedicò Pediconi Giulio Mobiliere. (1984), anno di sviluppo e progresso per la comunità civile di Tortoreto Lido. E questa è la terza, la mezzana, che si chiama la Paolina. La Paolina perché è dedicata al Sacro Cuore e a San Paolo Apostolo. Col mio suono squillante ricordo alle genti che la salvezza viene da Dio per Cristo Gesù. E ora la vediamo anche da dietro. Tocca fare tutto il giro, ma mi sto letteralmente impantanando. Eccola qui. Allora, bisogna andare in un punto. Questa è la prima, dopo la vediamo dopo la prima. Allora, se non vado errato, se mi faccio un po' spazio, eccolo qui. C'è scritto giù in fondo, non si vede bene, ma Paolina è il mio nome da Paolo Apostolo per la munificenza delle famiglie Alfano e Mauro di Paolo. E qui invece è scritto: nell'anno del Signore 1984 venne costruita la nuova sede della parrocchia del Sacro Cuore per il programma pastorale di Monsignore Abele Conigli, vescovo di Teramo. Quindi le campane sono del 1984. E adesso lei, eccola qua, il campanone. Immensa, guardate quanto è bella, bellissima capanni. E il campanone si chiama la Raffaella. La Raffaella, dopo vedremo perché si chiama la Raffaella, in onore di Santa Maria Assunta al cielo e dell'Arcangelo San Raffaele, perché con la sua voce possente annunci vita e gaudio al popolo di Dio che è in Tortoreto Lido, residente e villeggiante. Ah, che battaglia che c'è! Qui ragazzi, qui
Questa è bella, eh? Io l'ho sentito una volta, c'ho una cassetta registrata, ma speriamo che oggi le fanno suonare tutte. Dovrebbero, speriamo. Adesso da dietro, eccola qua, guarda quanto è grossa. Ecco la spiegazione del nome Raffaella. Raffaella fui chiamata perché dalla famiglia Casaula per Raffaella fui donata. Povera donna o ragazza, vabbè, pazienza. E adesso la vediamo da dietro. Da dietro sempre questo olivo che mi evita un po' di vedere le cose, eccolo qui. Allora, 1984, 15 aprile, Domenica delle Palme, verso la conclusione dell'anno santo della redenzione, indetto da Sua Santità Giovanni Paolo II nell'anno sesto di pontificato. Ecco, adesso abbiamo fatto la spiegazione di tutte le campane. Sono le 10:33, non ha suonato niente, la messa è alle 11:30. Aspettiamo, speriamo, il suono di tutte le campane. Ed eccoci qua, sono le 10:58, i video li farò tutti a mano, cioè impossibile mettere il cavalletto, anche perché ci saranno come minimo 100-150 macchine, quindi perdonate le macchine, dall'altra parte a pochi metri da qui la ferrovia, quindi qualche rumore purtroppo è inevitabile. Ecco, la messa è terminata e quindi se rispetta 11, 11 e un quarto, 11 e mezzo, adesso dovrebbe suonare la prima suonata. Speriamo. Bambin Gesù che sei nel cielo, fammi suonare ste campane. Speriamo. Eccola, eccole. E vai. E finalmente ce l'abbiamo fatta.
Che ve ne pare? E questa è la suonata delle 11. E adesso aspettiamo quella delle 11 e un quarto, che farò da un altro angolo di ripresa. Ecco che le campane si stanno fermando. Che ve ne pare? Come sono queste capanne? A voi sfogo libero per i commenti. Per me sembrano decisamente favolose. Poi ognuno è libero di esprimere quello che vuole. E adesso aspettiamo il suono delle 11 e un quarto. E questa volta l'ho messa sul cavalletto, il parcheggio si è un po' svuotato, dovrebbe essere un po' più ferma, più stabile. Vediamo. Avrei voluto vedere Musicista 97 cosa avrebbe pensato di questa Rovereta in miniatura. Sembra un po' la campana di Rovereto a vederla dal vicino. Ciao Franze, ciao da Tortoreto Lido. Tanto uno di questi giorni ti ci porto. Eccole qua, senti?
E adesso ve le siete viste proprio bene, eh? Cosa non fa Campanaro 67 per voi, eh? Questo proprio era una chicca che volevo fare da tanto. E meno male questa volta ce l'ho fatta. Vediamo cosa fa alle 11:30. Che ci sarà in programma alle 11:30? Vediamo. Ancora un plenum, tutte e tre. Tre suonate a plenum. Più breve, ultimo segnale messa. E adesso aspettiamo il suono dell'Angelus a mezzogiorno. A più tardi.
terza campana la Giuseppina, prima campana la Raffaella, seconda campana la Paolina. Le 3 campane capanni della parrocchia di Santa Maria Assunta a Tortoreto Lido, in provincia di Teramo. E adesso, se ce la faccio, perché ancora c'è la messa in corso, una ripresa dell'interno. Allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Dio che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Dio che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buon Natale. E abbiamo terminato il nostro video dalla parrocchia di Santa Maria Assunta a Tortoreto Lido, provincia di Teramo, Campanaro 67, con, eccole laggiù in fondo, la Giuseppina, la Raffaella e la Paolina. Vi augurano buon Natale. Ciao a tutti, alle prossime.